A Venezia, a Cafrasetti ha fatto tappa il presidente Renzi, cosa ne dice? Un bilancio? Insomma, intanto buonasera a tutti. Chiaramente è una soddisfazione poter aver avuto il Presidente del Consiglio, insomma, in rappresentanza anche del Governo, per ascoltare le tematiche di Venezia. L'ho detto anche subito a caldo e lo confermo, noi non possiamo basarci sulle promesse, sulle ipotesi, sugli interessi. È chiaro che apprezziamo e ringraziamo perché insomma, ci sembra un atteggiamento diverso del solito. Abbiamo un Presidente del Consiglio che ascolta e ha capito le problematiche di Venezia. Poi quanto il governo riuscirà a fare o meno lo vedremo. Promesse non ce ne sono, io non ne ho chieste e se ci sono le vedremo la realizzazione. La cosa secondo me importante è che il tema di Venezia che ho posto, che è un tema che negli ultimi 10 anni nessuno ha voluto dire, è quello che sono stati tagliati i costi per le manutenzioni della città. Questa città è una città speciale che ha bisogno di costi importanti ogni anno e che da 10 anni non arrivano più alla città. Bisogna ricordare alle persone che ascoltano che il Mose non c'entra nulla con le acque alte di Venezia, il Mose c'entra per difendere, per proteggere dai cambiamenti climatici e per cui dall'innalzamento delle acque del mare. Per cui si continuerà ad avere l'acqua alta a Venezia, di conseguenza si continuerà a bisogno dei soldi per le manutenzioni. E non è possibile che l'Italia, lo Stato, il governo possa pensare che la difesa di Venezia aspetti soltanto ai veneziani. Noi abbiamo chiesto al governo di rifinanziare la legge speciale che c'è e di riconoscere la specialità di Venezia.